Buon pomeriggio e benvenuti al Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, dove i padroni di casa della Tevere Remo in maglia bianca con banda diagonale rossa ospitano il Real Fabbrica di Roma. Ragazzi di mister Fabio Luciani, che oggi è in campo con i suoi settimi, fronteggiano la nona forza della Serie C2. Per quanto riguarda il girone A siamo giunti alla 23esima giornata. Leggiamo velocemente le liste dei convocati con i quali mister appunto Luciani per la Tevere Remo e Gallicani in sostituzione dello squalificato De Rossi per il Real Fabbrica di Roma si presentano a questo appuntamento che è importante per tutte e due le squadre. Pensare agli ospiti, alla squadra in maglia amaranto con una squadra già sconfitta in partenza è sbagliato, dato anche il buon rollino di marcia degli ultimi tempi che dicono vittoria in casa contro lo Sporting Hornets per 6-3. Qualora vincesse oggi il Real Fabbrica di Roma avrebbe già un piede e mezzo con la permanenza in Serie C2 senza play-out. Si presenta quindi col numero 1 Rossetti in porta, 4 Dimitri, 5 Tranquilli, 6 Stefanelli, 7 Fabrizio, 8 Lucchetti, 9 Tucci, 10 Angeletti, 11 Basili, 88 Ripani, 94 Discepolo, 22 Liscapade. Risponde la Tevere Remo con Elia Lucarelli in porta con la maglia numero 1, 3 Masci, 5 Castroni, 6 Milani, 7 Matteo Lucarelli, 8 Castelli, 9 Valentini, 10 Antonica, 13 Maccaferri, 14 appunto mister Luciani, 22 Gallori, 4 Amadio. Elia Lucarelli parte in panchina, in porta dall'inizio troviamo Gallori. Quasi tutto pronto per l'avvio delle ostilità, siamo in tempo puntuale, è stato il direttore di gara Tevere Remo che viene dalla pesantissima sconfitta per 12-0 in casa dell'Atletico New Team in un clima abbastanza particolare all'interno del palazzetto, e che qui quindi parte in casa dovendosi riprendere da quella brutta sconfitta. Diciamo invece che i giocatori in trasferta delle Real Fabbrica di Roma hanno vinto l'ultima per 6-3 contro lo Sporting Hornets, quindi sono in qualche modo spinti dal risultato appena ottenuto qui sul lungo Tevere. È un pomeriggio caldo di una primavera che sembra già avvolgere degli accenni d'estate. Chissà che il clima appunto non possa in qualche modo influire. Nel frattempo Tevere Remo sulla sinistra, il passaggio in mezzo, c'è l'intervento di Tranquilli. Milani, la fallo laterale, tocca, arriva Castelli, tutto fermo. Masci, scusate, non Castelli. Il tocco di Milani e il tiro di Masci, simile a quello offerto in precedenza, va di molto alto. Ancora Milani al centro del campo a combattere Stefanelli, non passa, la rimessa è per la Tevere Remo. Normale che data la temperatura i ritmi iniziali siano di studio e che le squadre non optino subito per il massimo del proprio sprint. Qui non riesce una sponda in avanti ai padroni di casa, allora da dietro il destro da parte di Stefanelli che esce largo, c'è stata deviazione, sarà calcio d'angolo. Se ne va ad occupare Fabrizi, 3 giocatori fuori dall'area di rigore. Fabrizi, la coordinazione da fuori di Stefanelli, 2 volte ribattuto il suo destro, allora Tranquilli di nuovo torna da Fabrizi, si va direttamente dal portiere, vale a dire Liscapade, che lancia dove Stefanelli aveva tenuto dentro solo per un attimo. Fallo laterale Tevere Remo, ospiti pericolosi da fermo, da corner con una palla giocata fuori a rimorchio. Schema abbastanza classico. Qui nel frattempo Castelli bravo a liberarsi, a cercare spazio per il tiro, meno preciso poi con la conclusione. Lucchetti ha giocato sulla banda destra, vuole palla di ritorno, gliela restituiscono male da dietro, allora rimessa Tevere Remo. Masci dietro per Castroni, Milani, bello e lungo, linea da Castroni che chiude troppo la traiettoria col destro. Non male questa combinazione sulla banda destra per la Tevere Remo, veloce nel pensiero e nel tocco Milani in precedenza, molto impreciso Castroni, abbiamo visto proporre tiri nettamente migliori, qui sembra aver sofferto un po' l'uscita
dal guscio della Tevere Remo il Real Fabbrica di Roma, che finisce per regalare un altro pallone ai ragazzi di Luciani, che rinviano con Gallori. Però un assist per le Scapade. Fabrizi, le finte di Fabrizi, si porta sul sinistro, si chiude però in un imbuto fatto da due uomini, dove il molto positivo Castelli va a recuperare. Poi si prosegue da Masci, che calcia ancora, fallo laterale. Milani tocca da Masci, solito schema, palla sull'esterno della rete. Discreta cornice di pubblico qui al Reale Circolo Canottieri e Tevere Remo, diciamo una partita che non è fondamentale per quanto riguarda la classifica, ma che sicuramente può dare una mano a tutte e due le compagini per giungere al compimento degli obiettivi stagionali. Qui Fabrizi si fa restituire palla, poi la gioca sulla sinistra, Stefanelli tra i migliori dei suoi prova a sfondare di fisico, ma trova di fronte a sé un ottimo Castroni, lungo linea da Castelli, stop di Castelli che viene a ritroso, poi tenta l'assist. Fabrizi è puntuale, meglio le difese degli attacchi in questo avvio. Milani, Masci, lungo, Castelli ha provato a controllare, manca la punta di riferimento, manca a bolla Tevere Remo, Signorelli, Guancioli e gli altri non sono nemmeno in lista quando Castelli calcia. C'è deviazione, sarà calcio d'angolo. Inevitabilmente spuntata quindi la Tevere Remo oggi, almeno dal punto di vista dei convocati. Calcio d'angolo battuto forte dentro, ma Milani non trova nessuno, poi ha l'ingenuità del piede sulla linea, rimessa laterale invertita. Lucchetti, pareggio che tutto sommato potrebbe far comodo al Real Fabbrica di Roma, anche alla luce della prossima sfida contro il PGS Santa Gemma, che diventa la finale per salvarsi senza play out. Tranquilli, occhio a Tranquilli, retrocede e poi palla che viene restituita da Fabrizi, che fa l'ultimo, avanti e poi a destra, ma non c'è nessuno dei suoi compagni di squadra e quindi Tevere Remo, che con un inizio a ritmi certo non vertiginosi da parte di tutte e due le squadre, prova a ordire un attacco qui sulla banda sinistra. Castelli però se l'è portata fuori. Lucchetti, poi Fabrizi qui sulla banda sinistra, Tranquilli a destra, Tranquilli, Fabrizi, dagli Scapade, prova a calibrare col sinistro il lancio sulla propria linea di porta Gallori, la chiama e la fa sua, poi rinvia su Castelli che protegge col fisico e va col sinistro. È la seconda volta che prova la soluzione estemporanea a Castelli. Scava lungo, Milani, arriva Masci, era buona la coordinazione, Masci li Scapade con un grandissimo riflesso, mette in fallo laterale, l'ha presa col volto tra l'altro. È rimasto a terra gli Scapade, che ha preso una gran pallonata in faccia, ci ha rimesso probabilmente fisicamente, ma ha compiuto almeno per ora la missione di salvare la propria porta con gran coraggio. L'uscita a viso aperto, si è già ripreso gli Scapade, ma ci va a dargli il 5, grande intervento proprio Masci, dietro da Castelli, tra i più attivi dei suoi. Castelli va però a sbattere contro il muro difensivo del Real Fabbrica di Roma, che prova a ripartire andando qui centralmente da Tranquilli. Fabrizi, ecco ancora Fabrizi che torna dagli Scapati completamente ristabilitosi, lungo lancio, Castroni col petto,
porta, vuole andare Castroni, ma troppo individualista la sua azione. Allora ancora Real Fabbrica di Roma, Amaranto che procedono sulla banda destra, poi di nuovo indietro, tranquilli. Ora Lucchetti, Fabrizi messo un po' in difficoltà, tranquilli, poi mette il corpo Stefanelli. Milani, Masci, ancora col sinistro da Milani, ritroso per Masci, controllo il sinistro, non lontanissimo dalla porta di Liscapade che stavolta la battezza fuori. Dai Matti, Andiamo Matti. Un po' di incitamento dalle tribune, il clima naturalmente non favorisce uno svolgimento così veloce della gara, anche se qui trova un buon varco il Real Fabbrica di Roma con un giocatore che cade a terra, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Allora Gallori verso Castelli, adesso sì, fischiato calcio di punizione. Masci, Milani, Antonica ancora da Milani, da ultimo, si è abbassato Castroni che ha cambiato fascia dall'ingresso del numero 10 Antonica. Gallori, lungo lancio, in due vanno sul pallone, cioè arriva Masci che stavolta si coordina peggio rispetto alla botta precedente, qui colpo subito sul piede sinistro, chiede uno stop. Ed entra infatti Amadio, seppur immaginiamo temporaneamente, per far riprendere completamente Masci. Fabrizi osserva il piazzamento del compagno offensivo che riesce a girarsi in un fazzoletto. Trattasi di Stefanelli, il numero 6. Va 0-1 per il Real Fabbrica di Roma. E allora all'improvviso una disattenzione, un po' dilatate le maglie difensive della Tevere Remo, non si è fatta pregare il Real Fabbrica di Roma che su Fabrizi ha trovato la bella giravolta, con Fabrizi la bella giravolta di Stefanelli. Castroni subito a subire il fallo da Fabrizi. Mascio Antonica con Castroni che si è andato a mettere vicino al secondo palo. Liscapade mette uno in barriera più uno come al solito scalato dietro. Mascio Antonica, parte Mattia Antonica, la finta. Masci con la punta sulla barriera composta uno da Stefanelli. Antonica nello stretto, poi il destro alto sulla traversa. Bel movimento per prepararsi la conclusione. Poi corpo troppo all'indietro e palla alta. Tranquilli. Discepolo torna da Tranquilli, che rende onore al proprio cognome con una gran calma nel possesso da ultimo, anche se in questo caso gliela tiriamo. Il primo passaggio sbagliato dal numero 5 Amaranto, offerto il fallo laterale ad Amadio che ha già battuto in avanti Castroni da Antonica. Gli fa trascinare il pallone verso il fallo laterale Tranquilli. Allora Antonica, ancora lui, colpisce un compagno probabilmente. Milani, Antonica, a due tocchi veloce da Castroni, ora l'imbeccata dentro Discepolo, però attentissimo. E allora di nuovo Stefanelli, l'uomo del gol del vantaggio, che nel cerchio di centrocampo giostra una buona azione. Real Fabbrica di Roma che sale progressivamente quasi fino all'area di rigore, si gira Stefanelli. Qui ancora non c'è fallo secondo il direttore di gara, si infiamma un po' la gara, sbaglia il cambio di gioco la Tevere Remo, colpita dal gol del vantaggio del Real Fabbrica di Roma perché è giunto in maniera inaspettata, non perché la Tevere Remo stesse dominando, ma perché il controllo su una gara dai ritmi bassi sembrava abbastanza comodo per i ragazzi oggi in maglia bianca, che invece si trovano ancora una volta a rincorrere in casa. Stefanelli qui palleggia ma fuori dal campo. Amadio cambia gioco, buona l'idea, la sovrapposizione di Milani, però
non è premiata fino in fondo, c'è l'intervento difensivo del Real Fabbrica di Roma. Corner battuto, fuori, si torna da Antonica, sbatte su Tranquilli, può partire il contropiede ospite con Stefanelli, lo spinge sulla sinistra per il numero 4 che va alla conclusione, Dimitri. Vede un pallone uscito l'arbitro, Castroni, se ne va alla grande Castroni, tiro deviato, di Scapata era rimasto in piedi, poi è rinviato da quest'altra parte, lo stop in sinistro di Stefanelli e questo è un grandissimo gol direttamente dal rinvio del portiere senza guardare la porta da Bombervero sotto la traversa. Stefanelli fa 2-0 per il Real Fabbrica di Roma. Molto bella esteticamente la conclusione, nulla poteva fare, un Gallori comunque in coraggiosa uscita a coprire il proprio specchio della porta in uno dei pertugi lasciati scoperti dalla buona azione del numero 22 a difesa dei propri pali, è andato ad infilare la palla a Stefanelli. Tevereremo che reagisce subito, un tiro però sull'esterno della rete, quello di Castelli che aveva iniziato bene nei primi 5 minuti della gara, è andato poi spegnendosi progressivamente, così come i propri compagni che per ora denunciano un altro problema di tenuta difensiva tra le mura amiche. Scapate, scusate. Time out chiamato dalla panchina della Tevere Remo, ne approfittiamo per una piccola pausa. Quasi tutto pronto per la ripresa dell'ostilità, la 23esima giornata di Serie C2, girone A del Futsal nella regione Lazio, è 2-0 per il Real Fabbrica di Roma sul campo della Tevere Remo, quindi la nona in classifica in maglia amaranto che sta vincendo sul terreno della squadra in maglia bianca con banda diagonale rossa che si trova settima, che ha attualmente solo 3 punti di vantaggio se considerassimo la classifica live sugli avversari, ma al Real Fabbrica di Roma non è un aggancio, un sorpasso sui ragazzi luciani ciò che interessa, ma porsi nella miglior situazione possibile prima dello scontro diretto per salvarsi senza i play-out, settato per la prossima settimana in casa contro il PGS Santa Gemma. Nel frattempo ha preso sicurezza, la squadra oggi è allenata da Gallicani e viene anche messo in movimento Basili, in avanti è buono il suo pressing, Basili la recupera, la protegge e tira, fuori non di molto, vicini a mettere il punto esclamativo su un grande primo tempo, quelli appunto di Gallicani. Oggi De Rossi è squalificato ma può andare fiero di come il mister in seconda stia conducendo le operazioni. Perplesso Luciani, invece l'abbiamo sentito durante il time out tentare di ricaricare una squadra che oggi gioca senza tanti attaccanti, senza tanti giocatori offensivi e dopo anche la sconfitta importante 12-0 in casa dell'Atletico New Team. Fatica anche oggi qui. C'è fallo. Il pubblico si diverte nel frattempo con problemi evidenti al tabellone che dà 8 falli e 46 gol segnati alla squadra ospite. Si mettono d'accordo sul da farsi i giovani ragazzi della Real Fabbrica di Roma. C'è Discepolo pronto a partire, un schema probabilmente quello preparato direttamente dalla panchina. Parte la rincorsa e un appoggio da quest'altra parte, Stefanelli calcia, Gallori è attento, Antonica. Un po' farraginosa la manovra della Tevere Remo che prova a scrollarsi di dosso l'impasse con l'assist illuminante di Castelli. Non ci ha creduto fino all'ultimo Antonica in scatto verticale verso la porta difesa dagli Scapate. E qui rinvia dall'altra parte, c'è il tocco no di nessuno, l'arbitro fa proseguire direttamente il gioco, non c'è gol, c'è la protesta dalla panchina del Real Fabbrica di Roma, è un cartellino giallo. Sostiene di averla toccata Basili, non è dello stesso avviso l'arbitro che aveva dato direttamente la rimessa dal fondo.
andando a scatenare qualche protesta di troppo da parte della panchina Amaranto, in maniera comunque abbastanza civile, infatti solo cartellino giallo. Già se volevo mai diverso purtroppo. Vieni centrale, base. Aspetta un attimo. Castelli, Amadio, dall'altra parte Masci, Castelli, la sposta sul sinistro, va a rasoterra da Antonica. Amadio, servito, può far proseguire bene Antonica, questa volta inciampa un po' sul pallone. E quando è buona la preparazione delle azioni mancano i tocchi in avanti, quando sono buoni i movimenti peccano in qualcosa quelli di Luciani in fase di rifinitura, per questo pochi problemi creati per ora da una compagine di casa un po' in difficoltà dalle parti di Liscapade. Chissà che qualche rotazione, l'ingresso direttamente del mister di maglia numero 14 possa cambiare qualcosa. Nel frattempo Discepolo non stoppa, contropiede Tevere Remo, Antonica, Amadio, Masci da Amadio, in verticale, rasoterra, dove controlla Antonica, si gira nel fazzoletto, l'intervento del terzo uomo però porta via il pallone. Liscapade, corto, tranquilli, con deviazione in rimessa. Discepolo, Basili, lotta bene, è lui però l'ultimo a toccare, quindi fallo laterale per i padroni di casa. Amadio, Castelli, si torna da Amadio, espulso nell'ultima gara casalinga della Tevere Remo. Amadio fa correre Castelli, buona idea ma manca ancora una volta il senso della misura. Liscapade se la prende con un compagno, Reos dire di non essere partito in tempo. Amadio, Antonica dietro da Castelli, veloce da Masci, prova ad alzare i giri ora la squadra di Luciani. Scambio Antonica-Amadio, ora Castelli, Amadio, Castelli da Amadio, cade giù Amadio, infine l'arbitro fischia fallo. Perché no? 3 a 66 non mi pare di farli. Ok, quindi non toccatelo. Ok, capitano. Giochiamo però prepara sto cosa. Simone! La chiama Romano. Masci si allontana, è pronto Castelli. È un appoggio da Masci, è uno schema però male ordito questo della Tevere Remo che rimane in zona offensiva. Un fallo laterale battuto su Masci. Pallone che passa in qualche modo, baricentro alto ora per quelli di Luciani che prima della fine del tempo provano almeno ad accorciare il distacco. Masci, Castelli, Antonica, ancora Masci, di nuovo da Antonica con l'esterno in bello stile sul braccio di Masci. Fabrizio, uomo che ha compiuto l'assist per il gol dell'1-0. A destra per un tiro che parte ancora una volta da parte di Stefanelli. No, scusate, da parte di Lucchetti. Stefanelli è stato l'autore della doppietta. Masci da Castroni. Converge Castroni e va di nuovo dal numero 3. Oggi con la fascia da capitano, sbaglia su Lucchetti, recupera egli stesso. Basili, retrocesso in posizione difensiva, Liscapade. Il sinistro va verso Lucchetti, un buon lascia passare per l'inserimento di un compagno che non arriva, allora Gallori, Antonica. Sbatte su un avversario, guadagna rimessa. Ma siamo tirati dietro. Vieni in mezzo, Marco.
Palleggio Real Fabbrica di Roma sulla banda destra nel frattempo di Stefanelli. Tarda un po' a salire il pressing di quelli di Luciani. Sai che non aspettino direttamente la ripresa per tentare una reazione degna di nota. Nel frattempo il numero 9, oggi Valentini, si intende con il taglio di Castroni. Allora lì Scapade. Guadagnare tempo senza pressione il Real Fabbrica di Roma nella propria area, ci prova poi Castelli, la palla è toccata col braccio da un avversario, l'arbitro opta per l'involontarietà, a rimbrottare anche qualcosa a Castelli. Castroni, fallo laterale battuto male, si arrabbia anche un po' Luciani. Non è tempo per Fabrizi di tornare indietro da Tranquilli, dall'altra parte Lucchetti, detta un buon movimento, poi azione che passa qui a sinistra dove Stefanelli converge bene, torna dietro da Tranquilli, geometria che funziona a destra per un mezzo pallonetto, tentato da Fabrizi, forse un po' lezioso nella circostanza. Gallori, Castroni, Valentini vince fortunosamente un rimpallo, poi è bravo a tenere ma non a guadagnare fallo secondo l'arbitro. Anticipo secco sul pallone di Castelli che poi è servito qui sulla destra, gran giocata di Castelli, in un fazzoletto Castelli, nasconde il pallone, quando esce tocca con la punta sotto le gambe di Scapade, stavolta imperfetto, 1-2 Tevere Remo. E allora poco prima dell'intervallo, manca ancora qualche minuto al duplice fischio del direttore di gara, ci sarà anche da recuperare per un paio di situazioni che ha fatto perdere tempo. Torna in gara la Tevere Remo, qui Milani, rinvigorito dal gol dell'1-2, va a guadagnare un fallo laterale battuto su Castroni che calcia su Lucchetti. Avanza Milani da corner, ora batte per Castroni ancora. Il solito schema, Castroni è un po' chiuso, prova a far passare in area di rigore dove la guardia però di Tranquilli sempre alta, e qui un altro giallo, sventolato stavolta a Lucchetti. Quante regole sa, signor arbitro? Devi tirare la palla addosso, non puoi dargli il giallo così. Battuta corta, Castroni, solita giocata. Time out chiamato dal Real Fabbrica di Roma. Ne approfittiamo per una piccola pausa, 2 minuti dall'intervallo. 2,5 più recupero all'intervallo, almeno al nostro cronometro, nella 23esima giornata del girone A di Serie C2 del Real Fabbrica di Roma, in virtù della doppietta di Stefanelli, siglata nel primo quarto d'ora di gioco, in vantaggio per 2-1 su una Tevere Remo che qualche minuto fa ha reagito, in qualche modo ha trovato la marcatura con un'azione sì estemporanea ma molto bella esteticamente da parte di Stefanelli, scusate, di Castelli. Qui Milani prova ad opporsi a un avversario, è ancora Stefanelli che va ad impegnare severamente Gallori. Calcio d'angolo Real Fabbrica di Roma con Fabrizi nei pressi, no, il fallo laterale in zona offensiva, passa Stefanelli, Tranquilli con un tiro d'alleggerimento, funzionato, un nuovo atteggiamento, il cambio di uomini nella Tevere Remo che almeno ora subisce meno gli attacchi del Real Fabbrica di Roma, anche se come in questo caso continua a essere un po' imprecisa quando c'è da proporre invettive dall'altra parte. Gli Scapade, Tranquilli, Lucchetti ammonito poco fa per proteste, Fabrizi, ritmo ora amministrato di nuovo dal Real Fabbrica di Roma, sale la pressione della Tevere Remo quando protegge bene Stefanelli tornando da Fabrizi, addirittura Gli Scapade ha dimostrato prima di essere il portiere molto bravo sul lancio. Lancio Valentini, non è toccato dall'avversario che prende palla, fallo laterale Tevere Remo. Castroni, Milani, Castroni, Milani, Masci,
Lungo, Milani vince un rimpallo ma non può tenere in campo. Due di recupero da adesso, dati dal direttore di gara. Poi sarà finita una prima frazione iniziata certamente anche per colpa del caldo, non con ritmi forsennati da parte delle due squadre, ma che poi man mano ha fatto vedere sia individualità che buone azioni di squadra a entrambi i lati. Per ora è meritato il vantaggio del Real Fabbrica di Roma, che qui prova a legittimarlo e casomai ad ampliarlo in questi ultimi 2 minuti di recupero con la gestione della sfera nella propria metà campo. E Fabrizi che pesca il buon movimento del solito Stefanelli, contrato il suo tiro stavolta da Castroni, nessun problema per Gallori. Valentini con 2 tocchi di suola, ma di esperienza, tranquilli, mette il corpo e fallo laterale. Lucchetti, tranquilli, lungo da Stefanelli, non riesce il movimento ad aggirare, allora Gallori sul petto di Valentini. Riferimento però abbastanza debole questo fisicamente davanti per la Teverelemo, abituata alla verve di Capitan Signorelli. Fabrizi, tranquilli, ancora Fabrizi. Lucchetti, costretto a giocare indietro dagli Scapade, di testa Masci, lamenta una trattenuta il capitano della Teverelemo. Sarà corner per il Real Fabbrica di Roma. Chiamato uno schema, Fabrizi fuori da Stefanelli, Gallori, rimane lì il pallone, fischiato fallo a Lucchetti. Palla lunga e poi giocata direttamente fuori dal campo quando il duplice fischio del direttore di gara fa terminare sul 2-1 per il Real Fabbrica di Roma, la prima frazione. Un primo tempo non giocato su ritmi altissimi, ma comunque denso di contenuti, quello che vede aver terminato in vantaggio il Real Fabbrica di Roma all'interno della 23esima giornata di Serie C2, girone A, in casa della Teverelemo, che in chiusura è andata salendo di intensità sia per quanto riguarda la qualità che la quantità d'azioni offensive, ed è riuscita in maniera abbastanza estemporanea, però dobbiamo dirlo, con una grande giocata di Castelli a rimediare al doppio vantaggio, invece trovato con gran classe da Stefanelli in avvio. Un inizio di gara sicuramente più motivato da parte di una compagine Amaranto che, vincendo su questo terreno, si presenterebbe e poi con tante chance a disposizione per la salvezza senza la lotteria dei play-out nella prossima in casa col PGS Santa Gemma. Nel frattempo un fischio all'interno, subito fuori l'area di rigore del Real Fabbrica di Roma, stava prendendo posizione Castelli, quindi calcio d'angolo che non ha nessun effetto. Gli Scapade, chiamato una sola volta, dobbiamo dirlo, all'intervento miracoloso, ci ha messo la faccia in tutti i sensi, è rimasto anche a terra per qualche secondo, salvo poi riprendere la sua posizione tra i pali, non molto sollecitato, poi è stato sorpreso dalla traiettoria rasoterra ravvicinata con la punta di Castelli. Teverelemo a cui mancano tantissimi giocatori, oggi lo vinciamo dalla lista e dalle rotazioni offensive operate da Luciani, che è col completo da giocatore in panchina, che potrebbe fare il suo ingresso in campo qualora ce ne fosse bisogno, ma sicuramente le assenze di Guancioli e Signorelli tra gli altri si stanno facendo sentire oltremodo per i padroni di casa, che qui offendono. Con Milani messo in movimento da Castroni, sarà di nuovo calcio d'angolo. Milani, rasoterra e poi palla in fallo laterale. E deve provare anche con i piazzati, trovare un buco alla Teverelemo. È molto attenta in difesa il Real Fabbrica di Roma, lo è stata per tutta la prima frazione, con un'ottima prestazione da parte di Tranquilli, che ha guidato il reparto con gran sicurezza. Qui Masci, il capitano dentro, gli Scapade, la lascia lì, poi col tacco pretenzioso il tentativo di Milani. Uscita di pugno sinistro al limite della nostra area tecnica, direttamente su un rinvio dalla difesa. Castroni,
Castelli, di nuovo da Castroni. Milani con la suola indietro, Masci sembra aver iniziato con più piglio la Tevere Remo, seppur con la cronica imprecisione del primo tempo nel gestire le giocate. Real Fabbrica di Roma con la solita nonchalance nel possesso difensivo, a liberare poi la boa davanti Stefanelli, che stavolta non tiene dall'assalto avversario. Allora Masci sul petto di Castelli, protegge Castelli, indietro Castroni a dar continuità alla manovra d'attacco di quelli di Luciani. Castroni controlla con la suola, vede che nessun compagno si stava muovendo in tal senso, allora retrocede a Gallori, poche idee davanti per ora per la Tevere Remo. Castroni, altro buon anticipo, poi secco, è stato l'intervento di Dimitri, si dà il 5 con Capitan Masci, l'arbitro fa bene a non dar fallo in questa situazione. Ha privilegiato una condotta con livello agonistico abbastanza alto l'arbitro, ammonendo giocatori più per scorrettezze che per falli di gioco per ora. Annullata una realizzazione al Real Fabbrica di Roma direttamente dal rinvio del portiere. Basili diceva di aver spizzato la palla con la testa, il numero 11 entrato dalla panchina per quelli di Gallicani che sostituisce lo squalificato De Rossi. Secondo l'arbitro Basili non ha toccato, quindi direttamente dal rinvio con le mani del portiere sappiamo non si può far gol. Palla giocata un po' a casaccio ora in verticale verso Gallori, Masci. 4 minuti circa nel corso del secondo tempo, Tevere Remo che attacca, Castelli che retrocede da Masci, si torna da Milani, ultimo Castroni, rasoterra in verticale per Castelli, buona suolata a destra, Milani arriva con un attimo di ritardo ed è Castelli l'uomo più ispirato lì davanti. Sicuramente quello che oltre a muoversi bene fa anche muovere bene i compagni con i propri assist. Qui era davvero ottima l'idea per la sovrapposizione di Milani che è arrivato con un attimo di ritardo. Liscapade verso Masci che cede qualche centimetro a Lucchetti che atteneva alle sue spalle, che guadagna corner. A battere ora Lucchetti, chiediamo scusa, si trattava di Dimitri in proiezione offensiva. Rimane lì Dimitri, gliela toccano infatti, il primo tiro è rimpallato, il secondo è un assist fuori, direttamente per la conclusione dei tranquilli che colpisce ancora un avversario, si riaffaccia in zona offensiva il Real Fabbrica di Roma, sempre in vantaggio per 2-1, quel Reale Circolo Canottieri Tevere Remo. Dimitri, tiro d'alleggerimento, la palla era già uscita lateralmente secondo l'arbitro. Milani, Castroni, Masci. Il lungolinea sulla banda destra di Masci, dal solito Castelli, ancora una volta molto bravo, Castroni poi da fuori! Bomba di Castroni! Ancora Castelli a vedere bene, libero il compagno, questo è un grandissimo gol del numero 5 che fa 2-2 per la Tevere Remo. Mentre ancora a terra Liscapade, che stavolta non è stato colpito dal pallone, che si è infilato quasi imparabilmente sotto la traversa, sembra essersi fatto male alla spalla sinistra il portiere in maglia numero 22 degli Amaranto. Quindi le conclusioni di Castroni tornano ad essere un fattore per i ragazzi di Fabio Luciani che raggiungono il pareggio dopo essere stati sotto per 2-0. Colpa della doppietta di un ottimo Stefanelli nella prima frazione, condottiero in maglia numero 6 del Real Fabbrica di Roma, che poi si è vista raggiungere prima, in un primo tempo, nella prima frazione, scusate la ripetizione, dal tiro di punta di Castelli, poi la bordata di Castroni liberato da una palla a rimorchio, quindi siamo 2-2 ora al Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, con Masci che stoppa, prova ancora a giocare dietro, poi viene colpito sul ventre dal rilancio avversario, fallo laterale. E comunque per la Tevere Remo, arbitro che aveva perso un pezzo della propria attrezzatura. Masci mette giù, finta un passaggio corto, invece dentro da Milani, anticipato ancora da un ottimo Tranquilli. 2-2, 7 minuti circa sul cronometro della ripresa, quando Milani batte un fallo laterale in zona offensiva giocando direttamente dentro il pallone.
deviazione sfortunata di Dimitri in maglia numero 4 per il Real Fabbrica di Roma, fa gol nella propria porta e 3-2 per la Tevere Remo che completa la rimonta. Time out ora per il Real Fabbrica di Roma, ne approfittiamo per una piccola pausa all'altezza dell'8° di gioco. Palla centrata dal Real Fabbrica di Roma che ha chiesto un time out subito dopo il gol del 3-2, incassando una rimonta abbastanza subitanea da parte della Tevere Remo all'inizio di questo secondo tempo. Prima Castroni, poi Dimitri da calcio d'angolo, qui Castelli forse spingendo la schiena di Tranquilli, si arrabbiano un po' dalla panchina del Real Fabbrica di Roma, in particolare mister Gallicani, oggi allenatore al posto dello squalificato De Rossi. Dimitri prova a farsi perdonare l'autorete, serve una buona uscita di Gallori, l'arbitro non vede deviazione, allora è rimessa dal fondo, va giù Milani, cartellino giallo, è il secondo per Lucchetti, cartellino rosso immediato del direttore di gara. A casa! Come facilmente prevedibile, dopo una munizione per gioco scorretto, qui ne è arrivata una abbastanza discutibile, la prima, il secondo giallo, frutto di una scorrettezza più evidente. Prendiamoci la responsabilità di calciare però, prendiamoci la responsabilità. Sostituito nel frattempo Dimitri da Fabrizi, si è fatto male in precedenza il numero 4 che aveva provato bene a farsi perdonare l'autorete che ha portato sul 3-2 la Tevere Remo, che qui batte un calcio di punizione direttamente con Castroni. L'appoggio ad Antonica, si torna da Castroni, Antonica, Castroni, a due tocchi, capitana Masci, Castroni, di nuovo Real Fabbrica di Roma in inferiorità numerica che qui deve contenere l'azione della Tevere Remo, che prosegue con gli scambi serrati tra Masci e Castroni, ancora il 5 che calcia il palo, incredibile, colpito da Castroni, azione che prosegue, ancora Castroni, l'appoggio lungo a sinistra, il destro, deviato il pallone da un grande intervento di Fabrizi, doppia occasione per la Tevere Remo. Masci, Castroni ed è riuscito in qualche modo lì scapate e anche con un pizzico di fortuna, in questo caso a ribattere una conclusione molto simile a quella che aveva portato al gol del pari di Castroni, che calcia ancora sugli scapate, costretto per il rinvio adesso un po' alle corde il Real Fabbrica di Roma, anche perché in inferiorità numerica. Vedremo che prova quindi ad acuire il proprio vantaggio, che è di un uomo e di una rete, ora con Castroni, capitana Masci a destra, Castelli calcia su Tranquilli, Castelli da Masci, nuovo Castelli, Masci, si torna dal numero 8, scambio prolungato tra i due, Castelli, Masci ancora, Castroni dal capitano, Castelli, si libera Castroni allo spazio, azione ottima della Tevere Remo, tutta palla a terra di prima ma nessuno in area di rigore. E viene espulso nel frattempo anche un dirigente del Real Fabbrica di Roma. Avevo fatto la nascopata, oh! Gli scapate, rinvia verso Stefanelli che allora rilascia rimbalzare e blocca Castelli, spazio per spingere, cambia fronte su Masci, passaggio da Antonica, poi Masci non chiude l'azione dagli stizzo iniziato dopo un buon pallone a rimorchio giocato da Antonica. Gli scapate, ristabilita la parità numerica con Fabrizi sulla banda sinistra.
Scava Fabrizi per il lungo inserimento del numero 10, ne è entrato Angeletti che non arriva. Masci. Lo stop da parte di Antonica. Mancato, era difficile il controllo all'altezza della linea di rimessa laterale. Fabrizi. Angeletti. Tranquilli da Fabrizi. Fallo laterale Tevere Remo. Milani. Siamo lì da noi, infatti. Antonica, Castroni ora. Sbatte sul buon pressing di Stefanelli. Masci deve coprire. Rimessa laterale in zona difensiva. Ne ha rischiato tanto Castroni. Milani fa transitare di testa per il proprio portiere che cerca a lungo dall'altra parte Antonica. Non può arrivare. Anticipato da un ottimo Fabrizi. Ripiegamento difensivo. Castroni. Stop e destro in girata. C'è una deviazione. Calcio d'angolo Tevere Remo che in questa ripresa sta occupando sicuramente meglio gli spazi in zona offensiva. Complice anche un po' un arretramento del baricentro da parte del Real Fabbrica di Roma. Castroni. Antonica. A sinistra non è il suo piede, infatti la continua a controllare col destro. Antonica va dentro, gli scapate. La seconda volta dice l'arbitro il pallone era uscito, non ci è sembrato la nostra postazione. Una volta privilegiata rispetto alla posizione del direttore di gara. E comanda comunque la rimessa per il Real Fabbrica di Roma che cambia fronte andando da Angeletti. Angeletti, ma il tiro è troppo debole. Gallori. Antonica col petto, poi palleggio e attento Tranquilli. Capitano Masci, Milani. Lascia passare che non funziona. Ancora molto attento Fabrizi, rimessa laterale. Tocco e poi Castroni. Stava là, la distanza. Contropiede che non può partire. Mancava la distanza regolamentare per battere la rimessa della Tevere Remo. Castroni, Masci. Masci tira, incontra il piede di Tranquilli, altro corner. Masci, Castroni, stavolta strozza il tiro. Il tempo può diventare, il cronometro, anche buon alleato della Tevere Remo perché al Real Fabbrica di Roma serve assolutamente oggi una vittoria, non tanto per una brutta situazione in graduatoria, ma per poter affrontare con spirito più ottimistico quella che a tutti gli effetti è una finale salvezza nella prossima contro il PGS Santa Gemma. Marcata la prima metà del secondo tempo, Tevere Remo in vantaggio 3-2 sul Real Fabbrica di Roma nella 23esima giornata di Serie C2. Girone A con gli ospiti Maglia Amaranto che manovrano. Fabrizi si arrischia in un dribbling, non c'è la trattenuta di Antonica secondo l'arbitro. Milani, Antonica. Con pazienza, applaudito anche dal proprio mister Antonica. Castroni, Milani, Masci, di nuovo Castroni. Milani. Castroni dietro, pressato da un avversario, riesce a fare girare il possesso della Tevere Remo, ora più sicura nei tocchi, rispetto a un primo tempo davvero giocato sottotono da quelli di Luciani. Si arrischia in un dribbling Antonica, finisce per perdere il pallone, fa fallo su Stefanelli. Il cartellino giallo per Angeletti per aver chiamato l'ammonizione. No, non era contropiede, non funziona mai contropiede. Discepolo. È rientrato anche Dimitri in maglia numero 4, gioca qui sulla banda destra, l'autore dell'autogol che ha spianato per ora la strada alla rimonta della Tevere Remo, è stato il punto del 3-2. Buona la palla nel frattempo per Angeletti, è molto bravo Gallori in uscita.
a giocare, poi dove un grande intervento di testa di Dimitri viene premiato dall'arbitro con un fischio per la spinta di Mattia Antonica, evidente anche in questo caso. Quanti siamo, arbitro, così li Capitano, fai sistemare i falli, per favore. Quanti sono? 3, 2, 1 fuori. Ok? Dobbiamo segnarli subito. Ok? Grazie. Discepolo, Dimitri, discepolo ancora. Prova ad andarsene, il fisico di Masci, anche l'esperienza, il mestiere del capitano della Tevere Remo. Protegge la rimessa che Gallori ora effettua. Grandi duelli per quanto riguarda la muscolarità nel frattempo tra Antonica e Dimitri. Anche in questo caso ne esce vincitore il 4 ospite che qui manovra, poi lancia col sinistro direttamente da Gallori però. Nuovo rinvio lungo di Gallori. Il fallo è di nuovo dell'attaccante, il fallo è di nuovo di Antonica su Dimitri. Angeletti, già quarto fallo per la Tevere Remo, con Castroni che recupera e protegge un buon pallone, poi lo gioca addosso a un avversario e deve superarsi Gallori in uscita su Discepolo, che batte il ritroso un corner, stoppato da un compagno che tira ancora Stefanelli, va giù in una frazione di secondo Gallori. Due occasioni in uno spazio di tempo ravvicinatissimo per il Real Fabbrica di Roma per pareggiare la sfida. Nel frattempo altro tiro e time out chiamato dalla Tevere Remo e approfittiamo per un'altra piccola pausa. 11 almeno più recupero al termine della 23esima giornata per quanto riguarda il girone A della Serie C2. La Tevere Remo, che era stata sotto per 2-0 nel primo tempo, sta conducendo in casa per 3-2 su un Real Fabbrica di Roma che poc'anzi è andata 2 volte vicinissima al gol del pari, che in questo secondo tempo sicuramente non sta giocando con lo stesso tenore agonistico che abbiamo visto nella prima frazione, messa in difficoltà anche tra le altre cose dall'espulsione del proprio numero 8 Lucchetti, tra i migliori in campo fino a quel momento. Qua è efficace la pressione di Milani, Antonica gioca proprio sul numero 6, Masci, larga una mano Masci, spinto da Angeletti che deve stare attento perché è già ammonito anch'egli per una protesta. Gallori, il suo lancio di tacco Antonica sul petto di Discepolo. Antonica gioca palla veloce su Milani, calcia su Dimitri, ancora Milani da dietro, può controllare con la suola indietro, l'intervento da Antonica, positivo ancora Milani, Dimitri col fisico a portare via il pallone, sale il tenore muscolare della sfida, sale l'intensità, partita ora più bella per quanto riguarda le varie sfide che vediamo per esempio tra Antonica e Dimitri, è uscito tante volte vincitore il difensore centrale degli Amaranto. Qui Masci, la gamba tesa è di Discepolo secondo l'arbitro. Amadio, Antonica anticipato secco, allora Stefanelli, Discepolo, ancora Stefanelli, perde il tempo per il tiro perché c'è un grande intervento di Amadio da dietro a sporcare il pallone, centralmente Castroni, lancia il contropiede di Antonica, 1 contro 1, Antonica non sbaglia e la Tevere Remo fa 4-2, essenziale pratica in ripartenza la squadra di Luciani e trova il quarto gol con il numero 10 stavolta. Dal possibile gol del 3-3. Un calcio d'angolo battuto così e così, una ripartenza veloce. 4-2 per la Tevere Remo quando mancano meno di 10 minuti al termine. Discepolo prova a giocarsela comunque a viso aperto il Real Fabbrica di Roma. Dimitri, Angeletti, Stefanelli, l'uomo dei 2 gol del primo tempo, tiene contro due giocatori della Tevere Remo che sporcano fuori il pallone senza commettere fallo. Poi Stefanelli la gioca da Dimitri, ha il problema di doversi liberare i 2 avversari, va da Angeletti, Masci ribatte la prima conclusione, Angeletti allarga, la porta è vuota, ma è buono il recupero ancora una volta di Amadio che addirittura poi lancia il cost to cost dall'altra parte. Amadio recuperato, adesso è sbilanciata la Tevere Remo, squadra più lunga, ne beneficia lo spettacolo. Stefanelli, Dimitri fino in fondo,
Inserimento difensivo del numero 4, il centrale di mister Gallicani, fa 3-4 per il Real Fabbrica di Roma. Vai, piatta! E si è accesa e come la gara in questi ultimi minuti. Prima il 4-2 della Tevere Remo, che sembrava avere, se non chiuso, l'ostilità. Certamente sembrava averle dirottate da parte dei giocatori oggi in maglia bianca con banda diagonale rossa, allenati da mister Fabio Luciani. Il gol però di una Real Fabbrica di Roma che non vuole demordere, ha oggi una chance importante di conquistare punti utilissimi nella propria corsa salvezza. Squadra nona, quella allenata da mister De Rossi, oggi squalificato, con 7 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. Un orolino di marcia certamente non ottimo, ma nemmeno da buttar via in un girone A della serie C2 livellato e molto difficile, soprattutto se consideriamo la forza d'urto delle squadre di testa. Stefanelli, la giocata ancora, Stefanelli vicinissimo al gol del pari. Una gran girata, Dimitri stavolta aveva fatto l'assist, Castelli a lottare con Tranquilli. Castelli lo spinge, ingenuo in maniera tremenda, il quinto fallo di Castelli. Dimitri. Si arrabbia anche il sereno Liscapade. Dimitri. Tranquilli. Castelli, impressione un po' sfortunato, allora Stefanelli, l'assist a Discepolo, chiede scusa a Stefanelli per aver sbagliato anche se di poco la misura. La gioca anche col cronometro ora la Tevere Remo. Amadio. Guadagna secondi e fallo laterale. Gallori. Apertura lunga verso Masci, che si impegna ma non può tenere in campo. Tutta la fretta del mondo ora naturalmente il Real Fabbrica di Roma, con Liscapade che lascia posto a Fabrizi in qualità di portiere di movimento per questi ultimi 5 minuti più recupero. Tutti all'assalto da parte degli Amaranto. Tranquilli. Dimitri. Ancora il numero 5 Tranquilli. Torna dal 4. Nei vesti di ultimo, Fabrizi naturalmente si è andato ad allargare sul secondo palo, la palla è a Discepolo che salta l'avversario, poi la mette dentro, Masci tenta con la porta vuota, Tranquilli la protegge con un intervento, Fabrizi rilascia di nuovo posto a Liscapade, scusate. Masci. Castelli lavora un buon pallone, da pressare anche Liscapade. Riparte da Dimitri, gestisce possesso basso per dar modo a Fabrizi di entrare da portiere di movimento. La formazione del Real Fabbrica di Roma, che vede vicino l'obiettivo del pari avendo accorciato le distanze poc'anzi. Stefanelli. Tranquilli, palla che rimpalla su Fabrizi, ce l'hanno ancora gli ospiti. Lungolinea, poi palla giocata ancora a rimorchio, il contrasto di Castelli, la Veronica di Stefanelli, l'intervento, un paio di proteste di troppo, forse Discepoli, ancora lui, Discepoli fa tutto da solo, fino a trascinarsi in rimessa laterale, un buon pallone. Antonica, Basili pressato e c'è fallo, e è il sesto della Tevere Remo, tiro libero. Stefanelli alla ricerca della tripletta contro Lauro Gallori. Stefanelli contro Gallori. Parte la rincorsa e il destro che è perfetto e con un bacio al palo incoccia la tripletta. Stefanelli 4-4.
Poco al termine, ora chi ne avrà di più, chi vorrà più la vittoria, se ne andrà a prendere. Un pari serve a poco entrambe le squadre. La Tevere Remo ha già commesso il sesto fallo e con tanta ingenuità in tanti interventi sopra le righe in zona offensiva è andata anzitempo a guadagnarsi quella lotteria, dove Gallori è stato sfortunato nel trovare uno Stefanelli determinato, quanto mai potente e preciso nella realizzazione che ha dato un pari tutto sommato meritato al Real Fabbrica di Roma. Castelli prova ancora ad inventare una magia per Masci, ancora una volta una Real Canottieri Tevere Remo un po' a sprazzi durante la gara, con un avvio di secondo tempo e una parte centrale certamente notevole anche dal punto di vista della qualità delle conclusioni proposte. Per ora non sta bastando per ritrovare i 3 punti persi sulla strada delle ultime giornate per quelli di Luciani. Basili, tranquilli, rasoterra in avanti, ancora Stefanelli a fare da pivot, 2 rimpalli, non c'è fallo, poi spinto Castelli, c'è l'Iscapade naturalmente che ora è tornato tra i pali, non c'è più il portiere di movimento. Capitano Masci, buona giocata ad eludere il pressing di 2 uomini. Castelli guadagna rimessa laterale. Sta per terminare il tempo regolamentare, poi sarà il recupero del direttore di gara a dire quando finiranno le ostilità con Masci. Castroni prova ad allungarsi, palla sul destro, intervento ancora puntuale di Tranquilli. Masci, Castroni ancora dal capitano che libera il mancino, contrato, Masci su un avversario, esce l'Iscapade seppur disturbato. Dimitri, Castroni con piglio, ma Stefanelli non concede spazio. Masci, Castelli lavora di mestiere, poi forse fallo, si prosegue, Masci sbaglia malamente, allora Tranquilli, addosso a Masci, cartellino giallo per il capitano della Tevere Remo. Dimitri, Tranquilli, vedere lunga sovrapposizione di Dimitri, prova a premiarlo e nemmeno in acrobazia, però il numero 4 ospite riesce a tenerla dentro. Antonica, quando il triplice fischio del direttore di gara mette fine alle ostilità, è 4-4 tra Tevere Remo e Real Fabbrica di Roma.